Buonasera e benvenuti al Pala Don Bosco, partita valevole per la nona giornata del campionato di Serie C1 calcio a 5. Si sfidano oggi 3M e Atletico Monreale, i padroni di casa, in completo celeste, pantaloncino bianco gli ospiti. Atletico Monreale in maglia blu. Partita importante per il 3M, vincendo andrebbero al terzo posto, sarebbero 3 punti importantissimi. Andiamo a leggere le due formazioni a disposizione degli allenatori. Il 3M si schiera con Virruso, affaticato, Calvaruso, Fuschi, Montevago, poi Amici, Pitarresi, Delisi, La Rosa, Tripoli, Gioeli e Ricotta. Risponde l'Atletico Monreale con Di Grazia, Mariolo, Ferrante, Norco in porta, poi Mataluso, Lo Giudice, Di Rimberto, Lupo, Pellegrino, Salamone, Sgarlata e De Simone. Saluto adesso a centrocampo, vediamo chi andrà a giocare il primo pallone di questo match. Sarebbero invece importanti i 3 punti per l'Atletico Monreale per scappare alle zone basse della classifica. 9 i punti finora conquistati in queste prime 8 giornate per gli ospiti, e speriamo di assistere a un grande match combattuto fino all'ultimo. Attaccheranno probabilmente da sinistra verso destra gli ospiti dell'Atletico Monreale, che vedete adesso schierati sulla destra. Si gasano invece i padroni di casa del 3M, maglia celeste. Vediamo poi anche quali saranno i 2 quintetti titolari. Vediamo soprattutto chi sceglierà mister Calandra del 3M. Intanto possiamo già vedere che nell'Atletico Monreale si schiera in porta Norfo, poi c'è Salamone sicuramente, che è il capitano. Entra in campo anche il 3M adesso. Quindi nell'Atletico Monreale giocano Norfo, Ferrante, Capitan, Salamone, poi Lo Giudice e Sgarlata. Il 3M invece parte titolare in porta Tripoli, come potete vedere è già schierato fra i pali. Il primo pallone lo giocheranno gli ospiti e si può cominciare adesso col giro palla il Capitan Salamone che va da Ferrante. Aspetta il 3M almeno un inizio in cui si studieranno le due squadre con subito la verticalizzazione. Il numero 10 Lo Giudice, e allora prima azione, primo pallone gestito dai padroni di casa con Calvaruso che gira tutto il campo, poi La Rosa, portapalla il 13, punta Ferrante, cambia tutto ancora da Calvaruso che sposta, messo giù. Prima ottima giocata del numero 7, lo steso da Sgarlata, e allora vediamo se andrà a battere subito. Voleva Capitan Fuschi, il pallone subito toccato rapidamente, ha preferito non calciare invece Calvaruso. E allora punizione che batterà affaticato, che carica sul fondo il suo destro esterno della rete. E allora si ricomincia da Norfo, che ha già giocato su Sgarlata. Ferrante, ancora Sgarlata,
esagera lo giudice e perde il possesso del pallone. Allora Calvaruso sull'out di destra, pallone giocato invece qui a sinistra da La Rosa che più ha faticato, ancora La Rosa, ancora Calvaruso, suola, punta Ferrante, sposta, gioca con il triangolo con affaticato, non è passato però il pallone, era ancora affaticato, gioca da Calvaruso, destro deviato, poi appoggio dietro da affaticato, che calcio deviazione, calcio d'angolo che aveva provato Calvaruso, il suo destro però è stato deviato e allora va a battere l'angolo Capitan Fuschi, tocco all'indietro Calvaruso con spazio, risposta puntuale con la mano destra di Norfo. La prima grande occasione pericolosa per il 3M, aveva tantissimo spazio Calvaruso, praticamente al limite dell'area di rigore avversaria, doveva sicuramente far meglio. Sale Sgarlata e gioca con Salamone, il 13 si appoggia dallo giudice. Salamone entra lui con la suola, si tira in mezzo a 3, prende il pallone, si distende il 3M, provata la giocata di La Rosa, non c'è il fallo di Ferrante, termina fuori il pallone, allora può ricominciare Norfo che vuole andare lunghissimo. Ferrante con la spalletta, non c'è fallo di mano secondo la terna arbitrale di oggi. Poi ha faticato, copre bene, fa ripartire Calvaruso che ha già giocato dalla Rosa, ha faticato ancora La Rosa, avanza il 13, poi ha faticato, ha avuto sui suoi piedi la punizione importante nei primi minuti di gioco. Adesso Calvaruso, poi La Rosa con una mano Norfo, facile. La porta, ancora a lottare l'Atletico Monreale, Sgarlata sta per soffiare il pallone, lo giudice voleva fare tutto da solo, qua Fuschi messo giù da Sgarlata, voleva il triangolo con affaticato, subito fischiato il fallo sul capitano dei padroni di casa che adesso gioca. La Rosa, Fuschi ha faticato ancora a girare da La Rosa, si muove Fuschi da fare la pivot, il pallone arriva in qualche modo a Calvaruso che passa, suola, appoggio dalla Rosa, persa palla, importante, si distende il 3 con Ferrante gioca dentro, sbaglia tutto il numero 10, lo giudice che voleva mettere dentro per Sgarlata a chiudere sul secondo palo. Il pallone è stato deviato, ma forse doveva calciare in questa occasione lo giudice, che avrebbe sicuramente fatto meglio, avrebbe sicuramente impensierito Tripoli, che in questi primi minuti non ha ancora giocato un pallone. Gioca La Rosa, si impegna e riconquista. Suola, fermata da Sgarlata. La Rosa. Capitan Fuschi, Calvaruso, ancora lui, si presenta La Rosa, tocco da affaticato dentro! L'ha lisciata Fuschi, ma il pallone di affaticato non era così facile da mettere dentro. Per il capitano del 3M che fa segno di non averla vista partire, quindi altra occasione per il 3M che ancora spreca. Attenzione contropiedi dell'Atletico Monreale che già prima stava per far male con lo giudice. Adesso Sgarlata viene incontro proprio quest'ultimo, lo giudice alza per Sgarlata, è uscito Tripoli. Grande parata, grande primo intervento della partita del portiere del 3M, ma l'ho detto, attenzione ai contropiedi dell'Atletico Monreale, quando si distende può far male. Era bella la palla di Capitan Salamone in profondità per Sgarlata.
poi ancora lo giudice cerca di girarsi, fermato, non c'è fallo, Sgarlata, lo giudice sinistro di prima alto, sta facendo un doppio lavoro importante Sgarlata per l'Atletico Monreale lì sulla fascia sinistra. È stato lui sicuramente il più pericoloso fino a questo momento. Qua la rosa addirittura di no look a servire Fuschi, ancora il 13, sempre Fuschi, poi la rosa si vuole infilare in mezzo a due, non ce la fa, lo giudice a ripartire, guarda la porta, deviazione ancora una volta in calcio d'angolo, stavolta l'ha toccata Calvaruso. Batte Ferrante, corto destro di Sgarlata, due volte colpito in pieno Calvaruso. Batte ancora Ferrante, corto, sbaglia tutto, non serve lo giudice. Fuschi ruba e allarga dalla rosa, si era mosso bene Calvaruso tutto solo, Fuschi lo guarda, va da solo il numero 8, poi si deve fermare perché è tornato bene difensivamente l'Atletico Monreale. Poi la rosa, ottime giocate, tranquillo, sereno, fa risalire i suoi, ovvero affaticato, sbaglia tutto però perché Sgarlata ha riconquistato e ripartito, fermato però affaticato, è tornato bene in fase difensiva e allora nuovo possesso per il 3M che però soffre tanto i contropiedi blu. Affaticato, verticale, Fuschi, stop, allarga dalla che voleva saltare lo giudice che chiede il cambio, si è fatto male lo giudice, chiesto il cambio il numero 10 dell'Atletico Monreale. Qua Fuschi sbaglia tutto, poi si butta, non c'è fallo, Sgarlata, solo Sgarlata, vantaggio Atletico Monreale, l'abbiamo detto, in contropiede possono far male gli ospiti con Sgarlata che è stato sicuramente il più incisivo fino a questo momento, è suo il gol che sblocca la partita, 1-0 per gli ospiti che adesso cambiano lo giudice perché si è fatto male, entra al suo posto Macaluso. Vantaggio importante per l'Atletico Monreale, sbaglia ancora il 3M, Ferrante a ripartire, Ferrante, Macaluso, primo pallone che poteva essere decisivo, Tripoli ha risposto bene, poi ancora Capitan Salamone a recuperare, Ferrante suola, esce forte Fuschi e recupera, contropiede 3M, è partito la rosa, dentro per Fuschi, l'ha pareggiato subito il 3M, distrazione della difesa dell'Atletico Monreale, riparte la rosa, la pareggia, poi il capitano del 3M Fuschi, 1-1 quando sono passati appena 6 minuti. È una partita bellissima da un lato e dall'altro, i contropiede possono far malissimo. Intanto ci sono stati dei cambi, è entrato Pellegrino nell'Atletico Monreale e ancora Sgarlata a giocare. Proprio adesso è servito Pellegrino, è stato un cambio anche nel 3M, qua ha fatto fallo intanto Calvaruso e il 3M è entrato Amici. Capitan Fuschi ha fatto gol, l'ha pareggiata ed è uscito. È entrato il numero 10 Amici adesso nel quintetto della squadra di casa, mentre col 21 qui sotto potete vederlo Pellegrino, a cui adesso arriva il pallone, si muove Macaluso, servito, pallone complicato però difficile da gestire, affaticato, gira da Amici, primo pallone giocato dal numero 10, è entrato per mettere qualità, la rosa affaticato, ancora la rosa, suo l'assist, suo il contropiede che ha fatto pareggiare il 3M, qui pallone un po' complicato per giocare da affaticato, ha chiuso Macaluso, ha guadagnato rimessa laterale
per l'Atletico Monreale, che gioca ancora. Il pallone però è uscito, allora rimessa laterale. Gioca Amici, affaticato la Rosa, incontro Calvaruso, lotta, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Altra bella giocata di La Rosa, ha fatto fallo Capitan Salamone. Sta giocando veramente una gran partita fino a questo momento la Rosa. Proprio lui a giocare da Amici. Ancora la Rosa, scambiano il 10 e il 13. La Rosa finge di servire Amici. Adesso sì che mette dentro. Risposta di Norfo. Amici, la Rosa, affaticato, si abbassa Amici con la suola per giocare. Girano ancora i padroni di casa. Calvaruso con spazio. Amici aveva spostato, allargato palettone Norfo, poi ancora la Rosa che lotta da ultimo uomo con Macaluso. Si lamenta tanto il 13 anche col direttore di gara come il suo allenatore. Hanno però ancora il possesso i celesti, sbaglia tutto Calvaruso, riparte Sgarlata, allargato il pallone per Salamone, scivolata di Calvaruso che si riscatta, poi ancora Salamone, si è mosso Sgarlata, Macaluso si è abbassato praticamente da difensore centrale, Pellegrino, Sgarlata, Salamone, Pellegrino, ancora lui a girare con Sgarlata, Salamone, Macaluso, bella palla, fa scorrere per Sgarlata, chiusura di Amici, poi cambio, esce Capitan Salamone per l'Atletico Monreale, è entrato Lupo, qui Macaluso, stop, destro, Tripoli immobile, lascia scorrere il pallone, che è uscito. Cambio anche nel 3M, è entrato Pitarresi che gioca il suo primo pallone da Amici. La Rosa, è entrato anche Ricotta, giocate il pallone ancora con la Rosa, Ricotta, spazio, non vuole andare a calciare. Amici di Rosa, si gira, gran palla dentro per Ricotta, pallone deviato che esce, poi ha fatto fallo Pitarresi su Sgarlata che è stato il più veloce, il più furbo di tutti ad arrivare sul quel pallone. Pellegrino, Macaluso si gira bene con rimpallo, voleva il fallo, Macaluso si lamenta tanto col direttore di gara, non c'è nulla però a colloquio, adesso i due va a battere l'angolo il 9. Dentro, deviazione di Pitarresi che non fa arrivare il pallone a destinazione, ovvero sui piedi di Sgarlata. Macaluso adesso ancora dentro Sgarlata, stop in qualche modo, Pellegrino non ha spazio per calciare e allora sposta ancora, se la porta fuori. La Rosa mette il corpo, guadagna il calcio di punizione, intelligentissimo il numero 13 al pari di Sgarlata, sta facendo una gran partita, è la partita dei numeri 13 Sgarlata e la Rosa fino a questo momento. Pitarresi gioca a Ricotta, triangolo eseguito, Pitarresi ha parato Norfo che ha messo la manona in questo destro di Pitarresi che ha giocato bene, uno dei primi palloni toccati della sua partita, pallone appoggiato da Amici da parte di La Rosa che termina fuori. Sgarlata, Lupo, Pellegrino,
finta di andare in profondità di Macaluso, che adesso viene servito sui piedi. Lupo vuole Nella Pellegrino, La Rosa, anticipo secco, riparte il 13, sembra il déjà vu dell'1-1, ma poi non c'è fallo. Macaluso sbaglia tutto e a terra Ricotta si rialza. Amici, La Rosa suola dentro, Ricotta, Norfo, gran risposta su Ricotta, che però da lì deve sicuramente far meglio, praticamente sulla linea di porta è andato con poca cattiveria il numero 22. Poi Macaluso, grande sponda per Sgarlata con la punta. Pitarresi in fase difensiva mette il piede numero 11, calcio d'angolo. Lupo, Pellegrino gioca per l'appoggio, va da Macaluso, il pallone è complicato, ha gestito bene il 9 che si gira, Ricotta se la ruba, riparte, guadagna fallo importante questa volta la giocata del numero 22. Macaluso prende il giallo, si arrabbia tantissimo col direttore di gara, era lanciato in contropiede Ricotta. È giusto allora il fallo chiamato a Macaluso. Attenzione però adesso, perché l'Atletico Monreale è a 5 falli già fatti e al prossimo sarà tiro libero per il Trem. Pitarresi battuto, La Rosa punta Pellegrino, va col sinistro dentro, facile per Noffo. Sgarlata gioca da Lupo, Pellegrino, Sgarlata, Pellegrino, scusate, Lupo, giro palla dei blu, Macaluso, Lupo chiude Ricotta solo per un attimo, laterale per gli ospiti, però va battuta indietro. Lupo da Pellegrino, si allarga la Toto da Sgarlata, Macaluso con spazio, risposta fantastica di Tripoli, gran parata del numero 16 su Macaluso che aveva preso in pieno il tempo su Pitarresi. Qua si lamentano gli ospiti perché volevano un calcio d'angolo, così sembrava esserci la deviazione di Tripoli. Poi time out chiamato dai padroni di casa del Trem. Il time out non è stato concesso calcio d'angolo agli ospiti e allora si riparte dalle mani di Tripoli. Pitarresi, Amici, La Rosa, Ricotta gioca sulla porta, si appoggia da Amici, il pallone passa, La Rosa vuole il triangolo, Amici ma non passa, poi Pitarresi chiude bene su Pellegrino che stava già
ripartendo. Poi primo pallone giocato da Mariolo, ancora Mariolo da Lupo. Mariolo sempre Lupo, sempre a scambiare i due. Pellegrino ancora Lupo, si muove centralmente Mariolo, Lupo preferisce alzare da Pellegrino che mette giù bene, Bruno scappa il pallone alla rimessa laterale che batterà Pitarresi. La Rosa verticale, Ricotta si appoggia da Amici, male. Lupo, Macaluso, ancora Lupo, vuole andare in profondità, il pallone è stato deviato, c'è il laterale allora per gli ospiti. Lupo Pellegrino, profondità, vuole cercare ancora Lupo, pallone sbagliato, come è stato sbagliato da Ricotta, e allora ancora possesso per l'Atletico Monreale. Macaluso, guarda Mariolo che si è inserito bene, destro, deviato, gioca all'indietro Mariolo da Lupo. Pellegrino che ha cambiato fascia di competenza per questa azione. Ancora Lupo, pressa alto il 3M, Mariolo rischia tanto, Pellegrino gioca, gliela ruba Amici, c'è rimessa laterale e cambio per il 3M, esce Ricotta, rientra in campo Calvaruso. Mariolo, Macaluso, sposo su Pitarresi, gli prende ancora una volta il tempo, voleva andare dentro a Pellegrino, ha preso una botta, forse Macaluso è rimasto a terra, riparte la Rosa, allarga, da Amici, Norfo, gran risposta, ma c'è a terra Macaluso, che ha preso un colpo a mani sul viso per il numero 9. Speriamo nulla di grave, il contrasto di gioco probabilmente niente di volontario. Calvaruso gioca dalla Rosa. Pitarresi, devo cercare la sponda da Calvaruso, deviazione con Mariolo che forse si è fatto male. Pitarresi riparte da Tripoli, Amici, la Rosa, taglio di Calvaruso visto alla Rosa, il pallone non passa per la deviazione di Pellegrino. Amici lascia lì il pallone da Rosa, poi gioca da Pitarresi. Dentro Mariolo, ha capito tutto, cerca di ripartire, torna Pitarresi, il rimpallo, è passato l'8, Macaluso! Con la punta, battuto Tripoli, si distende alla grande, l'Atletico Monreale e fa 2-1. Grande contropiede gestito da Mariolo, che vince il rimpallo e passa sul contrasto di Pitarresi. Poi gioca da Macaluso che controlla di suola e con la punta batte Tripoli e di nuovo avanti l'Atletico Monreale. La Rosa, Pitarresi, Calvaruso con tanto spazio, va a calciare, si mette in proprio, sfiora la traversa. Lungo, cercare Macaluso troppo, però
per il numero 9, non riesce ad arrivare. Calvaruso cerca il lavoro di sponda, poi si intestardisce, va da solo, lo gliela ruba Macaluso solo per un attimo, ritorna in possesso il numero 7 e allora Amici, punta Lupo, gioco di gambe ancora, Amici, Norfo se l'è ritrovata lì Pitarresi e si riscatta per l'errore sul contrasto di Mariolo nel contropiede che ha portato al 2-1 l'Atletico Monreale. Fa gol Pitarresi sulla respinta di Norfo e allora tutto di nuovo in parità come è successo in precedenza. Da sopra l'Atletico Monreale si fa subito rimontare dopo pochi minuti, 2-2, di nuovo tutto in parità. È rientrato intanto in campo Ferrante e anche lo giudice. La Rosa, Amici, punta Lupo, si fa vedere la Rosa, il pallone gli rimane sotto, è passato il 13, è uscito Norfo che ha guadagnato anche rimessa laterale, importantissima questa uscita del portiere dell'Atletico Monreale. Lupo gioca dal suo portiere che va verticale, ha fatto il movimento contrario Ferrante, poi calcia Calvaruso, Mariolo regala a Pitarresi. La Rosa prova ad andare da solo, sbaglia poi il tocco verso Amici, ha battuto subito Lupo, lo giudice sposta, mette dentro per Lupo che non arriva per un soffio, era un attimo in ritardo il numero 5. Amici riceve, punta Mariolo, sempre il suo sinistro, poi sposta, poi Pitarresi, gli rimane un po' il pallone sotto, Calvaruso, fischieto fallo. Ferrante gioca subito di Monreale, ancora Ferrante sul fondo, Tripoli mette il calcio d'angolo. Secondo palo, lo giudice stoppa, perde il tempo per calciare, poi va col suo mancino, si è sentita di andare col destro. Calvaruso, Pitarresi gioca Amici, sempre provate le giocate sul Mariolo e poi chiude bene, lo giudice sposta la grande di Calvaruso, è uscito senza Fronzoli Tripoli. Sbaglia il pallone verticale, ancora il numero 5, la perde, la Rosa gliela soffia, la Rosa suola, non calcia, lascia il pallone a Fuschi che appoggia, da Amici, ritardato troppo il tiro, il 3M e ha sprecato via una grande occasione. Amici, Pitarresi, spalla la porta, si gira bene, risposta di Norfo. Batte Pitarresi, Amici col petto mette giù, la Rosa, Amici, Pitarresi che sul triangolo non è seguito perché c'è Mariolo, Ferrante prova a ripartire, non riesce a trovare lo spazio verso via lo giudice, Lupo sì che lo fa, lo giudice, Tripoli, risposta col gambone, poi Amici scivola e si ferma il contropiede del 3M. Ferrante ha capito tutto, anticipa la Rosa, Ferrante, punta Pitarresi, Ferrante, gioco di gambe, Ferrante! Mette fuori.
doppio cambio per il 3M, gioca comunque la rosa, ha faticato, pallone toccato da De Lisi, Fuschi ha faticato, destro deviazione, calcio d'angolo. Batte Fuschi, la rosa mette giù, poi sempre ancora da Fuschi, vuole il tocco, è passato, no, perché Mariolo fa bene, non c'è fallo poi per il direttore di gara. De Lisi, punta Ferrante, sposo De Lisi, Norfo si presenta così al match numero 12, poi il pallone rimane lì per Ferrante al volo, era difficile la coordinazione per il numero 25. De Lisi aveva toccato con la testa, si è trovata lì Ferrante, poi la rosa. De Lisi, Fuschi, pallone un po' a metà, Mariolo chiude, riparte lo giudice, gioca da Mariolo che voleva andare dentro da Lupo, e allora ripartenza 3M che la rosa porta avanti, ancora il 13 può far male, la rosa, Norfo esce bene. 40 secondi alla fine di questo primo tempo, Norfo lungo dallo giudice, colpito in pieno De Lisi, lottano i due, copre il pallone che termina fuori e guadagna la rimessa laterale lo giudice. Gioca Di Grazia, appena entrato il primo pallone, sua partita dentro da Ferrante, era ottima di dare, risponde Tripoli, poi Lupo bolida messo fuori, ha faticato la rosa. Gioca il pallone per Fuschi che se la porta bene col primo controllo, poi Norfo chiude, fa anche una giocata con le mani. Ferrante, Lupo avanti, cercare lo giudice, si ferma anche Di Grazia, gioca la rosa, ha faticato dentro, chiusura di Grazia e finisce qui. Il primo tempo termina 2-2, un primo tempo bellissimo fra 3M e Atletico Monreale. Ci vediamo fra pochissimo con il secondo tempo. Coach Santino Coppa, esperienza nuova alla Stella Basket Palermo. Intanto partiamo dalle motivazioni che l'hanno convinta ad abbracciare questo progetto. Guarda, le motivazioni sono dettate più all'amicizia e alla stima dei dirigenti della Stella, sia Giacomo il presidente, Giancarlo, Tiziana, insomma ci conosciamo dai tempi in cui io ero qui col Verga, quando abbiamo quei 2 anni e mezzo in cui abbiamo centrato la promozione in A1, e quindi è nata un'amicizia. Nel momento in cui, ma roba di 3 giorni fa, sono venuti a trovarmi a casa mia a Priolo, mi hanno chiesto questa mano d'aiuto, ma soprattutto la loro intenzione di affrontare il basket non più come da un punto di vista dopolavoristico, questo quantomeno sono state le loro parole, ma con un piglio più manageriale e più professionale. Ecco. E chiaramente non mi sono sottratto a questa loro simpatica richiesta per venire qui a Palermo, dove tra l'altro ho tanti amici, ho vissuto oltre questa parentesi col Verga, ho studiato qui all'ISEF ai tempi, insomma Palermo è una città che mi affascina, e oltre mi affascina questo ritorno, ma sommesso direi, non siamo qui per fare proclami, chi mi conosce sa che mi metto sempre con grande disponibilità, con grande umiltà in questo, diciamo, in questo progetto come in altri in tempi passati, e queste sono le motivazioni.
Ecco, visto che giustamente non si parla di proclami, parliamo un po' di progetto, di diciamo anche pianificazione in un certo senso. Cosa ci si può aspettare non tanto come risultati, ma quanto proprio come crescita del progetto dalla Stella durante il suo mandato, diciamo così. Non ci diamo delle tempistiche. No, non ci diamo delle tempistiche anche perché, ripeto, mi sono catapultato qui in un contesto a me sconosciuto, proprio per cui il nostro, ripeto, è un incontro che mi auguro con la loro progettualità e soprattutto se riescono a trovare un minimo di mezzi e con la mia professionalità cercare di far fare un balzo in avanti a una società che ormai vive da tanti anni, ma che così mi hanno detto i dirigenti, gli amici dirigenti, vorrebbero che un pizzico di professionalità in più e poi chiaramente dove si può arrivare, dove arriveremo, è innanzitutto presto, ma è anche prematuro perché chiaramente non si può. Io sono qui per una presa di visione, inizierò a conoscere le ragazze, inizierò ad allenarle e già domenica, sabato prossimo sarò in panchina, ma ripeto, non c'è nulla da. Quello che possiamo assicurare, sia io che i dirigenti, è grande disponibilità, grande impegno, grande umiltà da parte mia che mi calo in una realtà giovane, in una realtà non professionale al momento, per vedere a che punto e quali sono le potenzialità nostre, dico nostre, mi ci metto anch'io, per vedere di riuscire a fare un piccolo salto di qualità. Ecco, per chiudere, facendo un po' un piccolo termometro della situazione, non tanto del basket a Palermo, ma più in generale del basket femminile nella nostra regione. Non stiamo vivendo, per usare un eufemismo, il nostro miglior momento negli ultimi anni. La retrocessione, chiamiamola così, di Ragusa ne è un piccolo esempio. Quali possono essere le ricette o comunque gli ingredienti per far sì che il basket femminile in Sicilia possa rivivere delle stagioni un po' più esaltanti, oltre che come risultati anche come presenza sul palcoscenico nazionale? Ecco, questo è un po'. Intanto bisogna impegnarsi sul reclutamento e poi soprattutto i club onestamente vivono in un contesto difficile dove molto spesso le istituzioni non sono così disponibili ad aiutare.
Sono rientrate adesso in campo le due formazioni. Si riparte dal risultato maturato nel primo tempo, 2-2 fra 3M e Atletico Monreale. Giocano i padroni di casa il primo pallone di questa seconda frazione di gioco. Tocca Fuschi dalla Rosa e si può cominciare. Ha faticato Fuschi, ha trovato la suola per appoggiare per il destro di ha faticato, chiusura di Chiara. La Rosa ha faticato ancora lui, ancora chiusura del numero 6. La Rosa, Delisi, gran giocata! Sposta e calcia, dice io sono qui, 3-2 all'improvviso, subito, sono passati 30 secondi, Delisi fa 3-2 per i padroni di casa, sposta e calcia col destro a incrociare, bellissimo. È importante iniziare al meglio questo primo tempo e i padroni di casa con Delisi che era entrato praticamente sulla sirena del primo tempo, ha iniziato il secondo e l'ha iniziato alla grande, inquadrato numero 12 qui sotto la nostra postazione, che adesso va a battere la rimessa laterale. Ha faticato la Rosa, puntato Ferrante, gioca la Delisi. Fuschi, la Rosa, si è mosso bene Fuschi, gioca di suola col tacco la Rosa, ha chiuso bene Ferrante ma ha approcciato alla grande. Questo secondo tempo la squadra in maglia celeste ha faticato, sempre col no look servito dalla Rosa. Ancora il 6, Delisi, attenzione che si sposta e calcia, può far male, è rapidissimo in questo tipo di giocata. La Rosa ancora contro Ferrante, si era liberato uno spazio, non è riuscito a calciare il numero 13, poi ancora Delisi, sposa sul sinistro, ha perso l'equilibrio e ha perso ovviamente anche il tempo della conclusione. Qua poi fa fallo sullo giudice che rimane a terra. Di Grazia, Salamo non deve rischiare nel duello fra capitani. Ancora Di Grazia, Ferrante, Norfo va lunghissimo a cercare Di Grazia e poi è complicato, non può raggiungere il numero 6. È faticato Fuschi, la Rosa contro affaticato, sposta da Fuschi, ancora la Rosa, si muove da punta affaticato, ha capito tutto lo giudice. Ferrante, Di Grazia, era un controllo a seguire il suo, Fuschi ha capito tutto, poi Delisi sbaglia a servire affaticato. Nell'Atletico Monreale, esce Di Grazia e rientra in campo Sgarlata, ha fatto un primo tempo incredibile. Ferrante, lo giudice toccato da affaticato, non c'è fallo e allora è di nuovo in campo il quintetto per l'Atletico Monreale che ha iniziato il match. Vediamo se potrà dare uno scossone questi cambi, ma qua il pallone è stato regalato a Delisi che stava per andare a calciare, fallo di lo giudice
rischiosissimo in quella posizione di campo al limite dell'area, ma probabilmente fatto bene il numero 10 dell'Atletico Monreale, perché da lì De Lisi avrebbe sicuramente potuto punire. Adesso sistema la barriera Norfo, c'è De Lisi sul secondo palo, c'è La Rosa sul pallone che vuole mettere la ciliegina sulla torta in questo suo match fantastico fino a questo momento. Colpito in pieno Sgarlata, poi ha faticato ancora lui, gioca e regala allo Giudice che riparte col corpo, tiene lontano La Rosa che però regge l'urto e chiude in calcio d'angolo, anzi no, rimessa laterale. Si riparte da Salamone, poi Sgarlata va sul fondo, non crossa, ancora lui in mezzo a due, raddoppiato da De Lisi, dalla Rosa, gliela ruba La Rosa in maniera regolare, poi arriva Salamone due volte, contrasto duro ma regolare. Ferrante, ancora Sgarlata, Salamone, lo Giudice, Ferrante, Sgarlata, con spazio il capitano adesso si appoggia ancora da Sgarlata, giro palla degli ospiti, lo Giudice cerca di proteggere, crossato il tram, Ferrante da ultimo uomo, non deve perderla, si appoggia a Salamone che sbaglia tutto, regalato affaticato, è tornato Sgarlata a salvare la baracca, poi la Giudice, gran palla per Ferrante, gli è rimasta sotto, non è riuscito a calciare, e allora 3 contro 2, contro 3M, ha faticato Fuschi a incrociare, ha sfiorato il palo, poi chiede ancora una volta il cambio lo Giudice, non è al meglio il numero 10 come è successo nel primo tempo, entra Macaluso che stava subito giocando alla grande, il primo pallone del suo secondo tempo, non è riuscito a calciare per l'ottimo contrasto di De Lisi, l'uomo che l'aveva messa sul 2-1, adesso ha l'incombenza di andarla a pareggiare. Ferrante da Sgarlata dentro, l'ho chiamata, incredibile, il pallone arriva sui piedi di Macaluso che la pareggia 3-3, proprio lui è entrato al posto di Lo Giudice, doppietta per il numero 9, di nuovo tutto in parità. Affaticato, adesso tutto da rifare per il 3M. Stavolta sono gli ospiti a riagguantare il pareggio, non come è successo nel primo tempo dove sono stati sempre loro a condurre. Ancora Macaluso, a giocare a Sgarlata, è passato in palla, arriva Ferrante sull'uscita di Tripoli, in qualche secondo l'ha ribaltata completamente l'Atletico Monreale, di nuovo sopra 4-3, ma non sarà un caso che è entrato Macaluso e l'ha ribaltata di nuovo. Importante la presenza del numero 9 per la squadra blu, e allora profondo rosso adesso allora per il 3M che si è trovato in veramente forse 30 secondi dal 3-2 a condurre, ad inseguire col 4-3, qua pallone dentro, Norfo è riuscito a gestirla, poi Macaluso, Sgarlata, punta La Rosa, sposta Sgarlata verso giù, calcio di punizione praticamente dal dischetto del tiro libero. Proteste da parte di Affaticato che vorrebbe cambiare la posizione del punto di battuta, ma dice lì il direttore di gara, e allora c'è Macaluso, l'uomo finora della provvidenza per l'Atletico Monreale, cerca la tripletta il numero 9, soltanto Ricotta in barriera per Tripoli,
carica Macaluso forte, Tripoli allarga il braccio sinistro e chiude, poi ancora Macaluso, non riesce a calciare, La Rosa a ripartire, Ricotta, gli arriva il pallone sotto, avanza il 22, non è salito Amici per la sovrapposizione e non è arrivato allora al mittente il pallone, quindi questa laterale già battuta dall'Atletico Monreale, che dopo un inizio complicato di secondo tempo ha saputo ribaltare tutto in pochissimi secondi. Amici dentro, Ricotta messo giù, non c'è calcio di rigore, riparte Macaluso, 2 contro 2, Sgarlata, sposta, passa con il pallo, scivolata perfetta di Affaticato, che poi si lamenta tantissimo con il direttore di gara, voleva il calcio di rigore su Ricotta, è tornato poi in fase difensiva a chiudere la diagonale in scivolata su Sgarlata, che aveva accelerato e stava andando a calciare. Macaluso da Sgarlata, dentro Pellegrino, pallone sbagliato al numero 13. Sbaglia tutto Tripoli, non controlla Ricotta. Questo sembra un momento no per il 3M, è tutto ribaltato all'improvviso. Norfolk, verticale lungo, Amici controlla ma rischia, sul pressing di Sgarlata se la cava, La Rosa a ripartire, Affaticato gioca su Ricotta, ha capito tutto Macaluso che prova a ripartire, non c'è stata deviazione, ha sbagliato il numero 9 e allora rimessa laterale che deve essere ribattuta dal 3. La Rosa gioca da Amici, è sempre lì sul suo mancino, La Rosa gliela gioca, ancora Amici sul fondo, sinistro dentro, Ricotta non riesce a toccare per l'ottimo intervento di Sgarlata, poi bella Veronica di Pellegrino su Ricotta che guadagna calcio di punizione, ottima giocata del numero 21 degli ospiti che adesso gioca. Macaluso Salamone, rischia tanto il capitano, sposta Ricotta, non c'è fallo, vantaggio, Affaticato, non c'è nulla, lancio lungo di Norfa a cercare Macaluso, adesso si stanno accendendo anche gli animi in campo, Ricotta, Affaticato, si muove Ricotta sempre da 9, poi Amici, presa Sgarlata, c'è vantaggio. La Rosa, punta Pellegrino, ancora La Rosa cerca di spostare con le finte di corpo, però rimane lì, Pellegrino lo tiene bene, poi Ricotta, c'è calcio di punizione per il fallo di Salamone su Ricotta, che adesso abbandona il campo, entra Calvaruso, gioca anche Pitarresi, adesso il primo pallone sul secondo tempo, La Rosa dentro, Norfo non perfetto, poi la tiene e si colpo da Calvaruso. Ripartire, si è fatto nulla Norfo e allora gioca subito da Macaluso. Pellegrino con spazio per il suo sinistro effettuato adesso
a incrociare, non si è infilato Macaluso però sul secondo palo per andare a chiudere l'azione. Amici, La Rosa sposta spazio, calcia forte Norfo, lascia scorrere. Il 12 con le mani, lungo la sgarlata, non riesce a controllare questo pallone complicato. Quello del cambio di rimessa alla panchina dell'Atletico Monreale. Non c'è nulla, si gioca. Pitarresi chiude Macaluso, finte di corpo del 9, accelera, c'è il taglio di Pellegrino, non riesce a servirlo però l'attaccante del Monreale. Tripoli gioca da Pitarresi. Amici, punta sgarlata, Amici, Norfo col manone in calcio d'angolo. La Rosa, punta Pellegrino, sinistro ancora dentro, sempre la risposta puntuale di Norfo che mette in angolo. Calcio Amici, sull'angolo battuto dalla Rosa, chiude bene sgarlata perché il pallone sarebbe arrivato sui piedi di Calvaruso che avrebbe potuto appoggiare. Porta completamente sguarnita. Poi ancora La Rosa da ultimo uomo, sposta, non c'è fallo, fischiato successivamente dal direttore di gara in completo ritardo. Era già partito Pellegrino. Tante le proteste da parte dell'Atletico Monreale. Se n'è andato il 21 verso la porta di Tripoli, però da qui almeno sembrava giusto fischiare il calcio di punizione ai danni di La Rosa. Non ha lamentati tanto gli ospiti per di più, non per il fallo ma per il ritardo con cui è stato fischiato. Carica Amici, gioca dalla Rosa con la punta, illusione ottica del gol e time out chiamato dagli ospiti. Si riparte adesso col time out che è finito, arbitro ancora a catechizzare il mister dell'Atletico Monreale. Adesso si può andare con Norfo che ha giocato da Mariolo. Salamone lungo verso Pellegrino che fa il pivot sul pressing di La Rosa, se ne va Pellegrino in mezzo a due, è passato il 21, quanto lotta Pellegrino, non c'è fallo, tante proteste da parte del Monreale, poi Calvaruso e Norfo che allarga il gambone e chiude una palla che sarebbe stata pericolosa lì in mezzo, poi ancora Calvaruso, limite Amici, La Rosa, ancora Amici, Pitarresi
non riesce a lavorare Gamboa e perde il controllo del pallone. Qua Macaluso all'altro, se n'è andato Macaluso, finta! È la sua giornata, tripletta del numero 9 che mette a sedere Tripoli, non esulta nemmeno Macaluso. 5-3, tutto troppo facile per il numero 9 che ha controllato, si è girato alla grande sulla rosa, poi ha messo a sedere Tripoli e doppio vantaggio. Allora, per la prima volta per gli ospiti e comunque in generale in questo match la rosa vuole rispondere subito, cicca però troppo il destro e lo mette fuori. Macaluso però è il vero mattatore di questo match fino a questo momento. Qua è rientrato intanto in campo lo giudice proprio al posto dello stanco Macaluso, che ha dato tutto, ha fatto tripletta, porta sul +2 la sua squadra. Salamone qui chiude in rimessa laterale ed esulta come se fosse un gol. La rosa, Pitarresi, Calvaruso, dentro la rosa, Norfo, che intervento bellissimo del portiere dell'Atletico Monreale, che ha chiuso la porta alla rosa, che forse siamo sempre lì quando ci sono questi palloni tagliati dentro, deve far meglio lui come in precedenza era stato Calvaruso. Si deve sempre chiudere l'azione lì sul pallone che taglia l'area di rigore, si deve andare con cattiveria. Qui non l'ha avuta la rosa per riaprire il match. Calvaruso messo giù da Salamone, parte subito il 7. La rosa, Amici, sposta, cerca sempre il suo sinistro per andare a calciare, gliel'hanno concesso veramente poco quest'oggi gli ospiti. Poi la rosa punta il diretto avversario, non passa. La rosa, ancora lui, sempre lui a puntare Salamone, poi gioca da Pitarresi, non riesce a calciare, Pellegrino lo porta fuori, gliela ruba, stava per guadagnare anche rimessa laterale, non riesce, poi calcia Calvaruso, colpisce in pieno Salamone, la rosa sposa sul destro, deviazione, calcio d'angolo. Batte Calvaruso, la rosa, Amici, sposta sul sinistro, non lo effettua, adesso sì dentro, deviazione di Mariolo, spazza via Salamone, adesso non esce più l'Atletico Monreale che ha gli ultimi 8 minuti di sofferenza lì dietro davanti a Norfo per andarsi a portare a casa questi 3 punti che sarebbero importantissimi. Aveva chiamato il pallone Norfo, Salamone chiude, Mariolo regala, Amici, la rosa, palo pieno di La Rosa, che ha avuto sui piedi un'altra super occasione per riaprire il match, l'ha sprecata ancora una volta La Rosa, che avevamo detto stava facendo una grandissima partita qui in risposta di Norfo sul Calvaruso. La Rosa appunto stava facendo e sta facendo una grandissima partita, adesso però macchiata da questi 2 errori che sono molto importanti per il proseguio del match e che avrebbero riaperto il match e avrebbero dato un altro significato a questa partita. Amici, La Rosa, punta Ferrante che lo guarda sempre negli occhi, La Rosa invece guarda solo il pallone e i suoi compagni. Calvaruso, ancora La Rosa, prova a spostare, è sulle gambe, probabilmente lo è anche Ferrante che perde il pallone, Calvaruso va da solo, lotta Salamone, gliela ruba, non c'è fallo, ancora Calvaruso a lottare, il 7 il capitano, messo giù, non c'è fallo, si ferma Calvaruso e riparte
parte da Amici. La Rosa si stacca Galvaruso per ricevere, ancora la Rosa, adesso servito Salomone, chiude tutto il capitano dell'Atletico Monreale e sta guidando i suoi come se avesse il joystick. Pitarresi sbaglia tutto col pallone orizzontale, recupera Ferrante, c'è lo giudice da servire, pallone sbagliato al 25, riparte il Trem con Amici, forte in diagonale, non riesce a chiudere Galvaruso sul secondo palo e allora si salva ancora una volta l'Atletico Monreale. È rientrato in campo Lupo che va a lungo, la Rosa col petto e sulle gambe il numero 13, riparte Ferrante, lo giudice e 6-3 mettono il punto esclamativo gli ospiti dell'Atletico Monreale, dice è tuo Ferrante. 6-3 per gli ospiti che adesso mettono 3 lunghezze di distanza fra loro e i padroni di casa. Si mette in discesa il match per i blu, mette il segno anche lo giudice in questa partita e adesso è rientrato in campo Sgarlata. Si devono giustamente difendere con le unghie e con i denti adesso gli ospiti per guadagnare 3 punti che sarebbero importantissimi per risalire in classifica. Qua ha fatto fallo Mariolo che con le braccia da dietro ha spinto Amici, l'ha pure toccato sulla gamba e allora questa sarà una punizione da sfruttare importantissima al limite dell'area dal 3M che per cercare di rimanere ancora in partita dovrebbe realizzare questo calcio piazzato. Sono anche a 5 falli adesso gli ospiti e quindi pericolosa questa situazione, perché metterla dentro e poi magari andare dal dischetto del tiro libero significherebbe riaprire tutto. Se l'è guadagnata Amici e vuole andarla a battere, Norco mette praticamente tutti i suoi compagni dentro la porta. Ha fatto dei passi 10 e adesso va Amici, alto, esulta la panchina del Monreale. Lupo, Sgarlata, si avvicina ancora Lupo per il lancio lungo, si è fermato Ferrante, Tripoli a ripartire. Adesso esce Tripoli, c'è la Rosa, sono 5 in campo, giustamente adesso quelli del Trem per cercare di andare a pareggiarla. Ricotta dalla Rosa, forcing offensivo dei padroni di casa. Pitarresi si difende come può, Atletico Monreale cerca di vedere il pallone Norfo tra le tante gambe che circolano nella sua area di rigore. Qui Lupo ha fatto un intervento bellissimo di spaccata con Mariolo, ha regalato palla ancora una volta ai padroni di casa, c'è la porta completamente sguarnita, ricordiamo. Pitarresi verticale, regalato il pallone a Norfo che adesso riparte senza fretta da Sgarlata che protegge, cerca il triangolo con Ferrante eseguito, non c'è fallo, poi da parte di Amici e allora riparte Ricotta, è già uscito di nuovo Tripoli e allora ancora di nuovo la Rosa con il pallone tra i piedi a farlo girare. Pitarresi, Amici, Ricotta con tanto spazio, mette dentro Pitarresi, si è immolato Ferrante, poi ha calciato Lupo. Era una preghiera questa delle 5, il pallone ha sfiorato il palo della porta completamente sguarnita. Si salva il Trem dalla debacle definitiva. La Rosa, cercano di riaprirla i celesti, ancora la Rosa, allarga da Delisi, ancora Lupo, ha alzato la muraglia il numero 5. Delisi a giocare dalla Rosa,
Amici, Peter Resi, ancora Amici, sbaglia tutto e regala a Ferrante che se ne stava andando per andare a calciare a porta vuota. Amici, La Rosa ancora il 10, Peter Resi, Amici, La Rosa, giro palla del 3M, sbaglia ancora Amici, Ferrante non riesce a trovare lo spazio per andare a calciare, poi mette il pallone avanti, Sgarlata, tutto solo, entra in porta col pallone, anche lui fa gol. 7-3 per l'Atletico Monreale, che adesso gongola 3 punti in cassa, scusate, per la squadra ospite a 3:30 dalla fine, disfatta 3M che si ferma sotto i colpi della squadra ospite, che è giusto dirlo ha fatto una partita bellissima la partita dell'Atletico Monreale. E qua La Rosa non si è capito cosa volesse fare, non ha controllato il pallone e allora rimessa laterale battuta da Mariolo. Lupo gira la Sgarlata, Mariolo protegge, gliela ruba Amici che sposa sul suo mancino ancora, Ferrante allarga la Sgarlata, 1 contro 1 con La Rosa che non è un portiere e si vede doppietta per Sgarlata che si va a prendere gli abbracci della sua gente. 8-3 è finita nel peggiore dei modi questa partita per il 3M, nel migliore invece per l'Atletico Monreale, che si è venuto a prendere qui i 3 punti con una prestazione gagliarda, bellissima, senza paura. Poi dall'altro ancora De Lisi, ci prova, l'ultimo ad arrendersi, Lupo calcia e adesso allora ogni pallone è un probabile gol per l'Atletico Monreale, perché in porta non c'è più Tripoli, giocano in 5 in campo quelli del 3M, fa gol anche Lupo, 9-3, adesso una completa disfatta per il 3M, ritorna in campo Tripoli adesso per non rendere ancora più pesante il passivo per i padroni di casa. De Lisi dentro, North chiude ancora, tocca ancora, 2:30 alla fine, ormai il tempo è praticamente scaduto per il 3M per andare a riprendere 6 gol di svantaggio. Bravi a farne altri 3 senza Tripoli e a mettere il catenaccio sul risultato. Qui ci prova ancora affaticato e colpisce Lupo, ma Norfo si arrabbia con la sua difesa come se ancora il risultato fosse in bilico. Questo ci fa capire la voglia del portiere dell'Atletico Monreale, che si supera ancora una volta con un intervento magnifico. De Lisi, qui sfida Sgarlata, affaticato ancora De Lisi, allarga da Amici, punta Mariolo, il numero 10 calcia, ancora Norfo a mettere sempre le mani su questo risultato che porta a 12 punti l'Atletico Monreale, fuori, possiamo dirlo, dalle zone pericolose, calde della classifica. De Lisi punta Sgarlata, sposta sul destro, preso un colpo Sgarlata, si ferma con fair play. De Lisi applaudito da tutta la panchina degli ospiti. Risultato forse un po' troppo pesante per il 3M, che era rimasto in partita, aveva addirittura sbloccato il secondo tempo, andando in vantaggio per
3-2. Poi l'Atletico Monreale, grazie anche a qualche episodio e alla grande prestazione di Macaluso, è andato 4-3, poi 5-3 e da lì in poi è stato tutto in discesa. Qua ancora Pellegrino, Tripoli col gambone, voleva il pallone dentro Mariolo per mettere sul tabellino la doppia cifra. Preferito calciare e andare da solo Pellegrino. Dicevo, il risultato forse un po' bugiardo, poi grazie anche agli episodi, al fatto che il 3M abbia messo il quintetto tutto schierato in campo senza portiere, l'Atletico Monreale ne ha assolutamente approfittato per andare sopra di sé. Mariolo, l'impallo si appoggia a Lugo che va lunghissimo. Tripoli, Fuschi sposta, gioca da Amici, si butta a pesce Lugo e chiude il sinistro di Amici. Poi De Lisi, finita, doppio passo, Mariolo e calcio d'angolo. Da Amici, dall'altro lato che stoppa col petto, calcia ancora Norfo. Super prestazione anche del portiere Atletico Monreale, come di tutta la squadra. Non hanno sbagliato veramente praticamente un pallone gli ospiti. Delisi, è finito il tempo, calcia Norfo, parata, spazza Mariolo e finisce qui. Esulta l'Atletico Monreale che si porta a casa i 3 punti sul 3M 9-3. Un saluto dal Pala Don Bosco e da Davide Sgroi e da Sportisili e una buona serata.